In un'epoca nella quale l'informazione è contraddistinta da velocità, fake news e misinformation, la vicenda relativa alla pubblicazione da parte della Feltrinelli della guida turistica che esprime un giudizio poco lusinghiero su Agrigento e i suoi operatori economici non stupisce più di tanto. Stupisce certamente su quel concetto riduttivo di generalizzazione, ma non già sull'uso che gli estensori di note, freelance e giornalisti fanno delle fonti. Eh sì, perché in un sistema deviato che per vendere e catturare lettori deve fare appello al sensazionalismo e trovare argomenti, ipotesi e tesi che lo differenzino per renderlo appunto controcorrente e dunque più credibile, ciò che è accaduto diventa la chiave di lettura di una strategia di comunicazione che sta giustamente facendo montare la protesta. Parliamoci chiaro, dire che la Sicilia è mafia è facile, garantisce l'interesse del lettore che tra le pieghe di quella parola immagina scenari dove si muove Al Pacino nel Padrino, sguardi d'intesa, silenzi complici e complotti che si tramano alle spalle di chiunque non sia appunto parte di quella Sicilia. Perché ben si guardano dal dire che la Sicilia è stata colonizzata, abbandonata, sfruttata, lasciata in mano a governanti che poco o nulla si sono interessati della sua sorte. Sarebbe scarsamente interessante da spiegare, o forse non ne conoscono neanche la storia. Meglio invece proporla come terra di mafiosi, di imbroglioni, fa più notizia, stimola la lettura, fa più audience e click, insomma. E oggi quelle fonti diventano anche i giudizi, spesso sommari, che il popolo della rete esprime e che fanno in modo che poi siano consigli, come in questo caso per il turista. Il giornalista o comunque chi ha pensato di scrivere in quei termini ha con molta probabilità in pochi minuti consultato TripAdvisor, digitato Agrigento e il forum che si apre ha fatto il resto, compreso un giudizio che cita gli operatori del turismo come imbroglioni, dicendo testualmente: ristoranti e taxi, case vacanze e hotel fanno a gara ad ingannare turisti con prezzi non in linea al servizio offerto. E da lì poi un gioco da ragazzi, fare in modo che tutto questo diventi mafiosità congenita. Invero bisogna dire che sul forum campeggiano pareri che lasciano poco spazio all'interpretazione circa la sporcizia, l'inefficienza dei trasporti, dei servizi e così via. Ma tutto questo certamente non basta per bollare un'intera città. Agrigento è certamente una città pigra, che lamenta ma non scende in piazza, protesta ma nel chiuso delle pareti della propria casa o affida ai social il malcontento e lì litiga anche, ma pur sempre schermata da un PC. Se qualcosa di positivo quanto accaduto sta avendo è lo scatto di orgoglio collettivo, il sentirsi corpo unico, la necessità di fare rete per difendersi, cose che gli agrigentini, se non in rarissimi e sparuti casi, sconoscono. E allora che questi fatti facciano crescere la voglia di riscatto verso la necessità di servizi efficienti, di lavoro, di crescita sociale. Non disperdiamo questo momento di coesione. Usiamolo per fare in modo che Agrigento possa ritrovare la consapevolezza di mettere in pratica tutti i mezzi per uscire da cliché e stereotipi.